posso mungere 5, 4. Non è faticoso? No, anzi è abbastanza rilassante. Ciao amici di Bella Sicilia, oggi vi facciamo vedere la mungitura delle nostre pecore all'interno appunto della sala mungitura. Ma quanti anni hai, Paola? Io ho 13 anni. E ti piace fare questo lavoro? Aiuti in famiglia? Sì, mi piace molto fare questo lavoro e do una mano appunto all'azienda di famiglia. Ma di che cosa ti occupi all'interno dell'azienda? Mi occupo sia della mungitura, appunto, aiuto mia sorella e mio padre e poi anche nella realizzazione dei formaggi. Quindi quando finisci di andare a scuola, nel tempo libero, Sì. vieni qui nell'azienda di famiglia? Sì, Ma qual è il tuo sogno? Cosa vuoi fare da grande? da grande voglio portare avanti questo sogno che mi hanno lasciato i miei genitori. Ed eccole lì, le pecore, tra poco vedremo la mungitura. Si fa 2 volte al giorno. Sì, la mattina e la sera. Ed ora scopriremo tutte queste fasi, davvero ti facciamo infiniti complimenti perché vedere una giovanissima così, davvero con una passione così grande, davvero ti riempie di grande orgoglio. Grazie. Complimenti. Vuoi restare Grazie. qui nella tua terra, nella tua bella Sicilia? Certo. Grazie, allora noi tra poco assisteremo alle mungiture che avviene come? Avviene con la mungitrice. Quando hai imparato la prima volta, quanti anni avevi? Quando ho imparato prima lo facevo per gioco, un po' venivo qui insieme a mio padre per mungere, avevo all'incirca 8-9 anni e poi però questo gioco si è trasformato diciamo in questo lavoro. Cosa vuoi fare da grande? Come vedi il tuo futuro? Il mio futuro lo vedo qui insieme appunto ai miei animali, alle pecore, alle mucche e nel nostro caseificio. Davvero un video da 1000 emozioni. Restate con noi fino alla fine di questo contenuto perché davvero lascerà tutti voi senza parole. E facciamo tantissimi complimenti a Paola. Grazie. Adesso che le abbiamo portate qui, procediamo per la mungitura, entreranno ad uno all'interno della sala mungitura e entreranno massimo 12 pecore, noi le inizieremo a mungere, venite che vi porto con me. Da qui ha inizio il tutto, si aprono diciamo i cancelli, le pecore entrano ognuno nella loro postazione, sembrano veramente telecomandate, ognuna ha la sua postazione, spostate e vengono attaccate ad una le tettarelle. Adesso le faremo entrare tutte in modo tale da iniziare con la mungitura. Qui chiudiamo in modo tale da... ok, e vengono attaccate le tettarelle. Nel frattempo loro stanno mangiando il mangime, che tramite una leva abbiamo fatto cadere il mangime e nel frattempo loro si stanno mangiando il mangime. Quindi nel frattempo loro si cibano, noi c'è un vero, ormai diciamo siamo proprio maestri per non esserci abituati, va, diciamo così. Quindi avviene la mungitura, vedete da qui si esce il latte che poi attraverso le tubature poi va diciamo a depositarsi all'interno di un bidone che conterrà tutto il latte della mungitura di stasera. All'incirca ogni capo quanto latte produce al giorno? All'incirca, non so, un litro. Un litro sì, lo riescono a produrre tra mattina, sera, sì. La mungitura viene eseguita 2 volte al giorno, la mattina all'alba e poi il pomeriggio. E poi il giorno seguente avviene la lavorazione. Il latte viene diciamo lasciato a temperatura controllata in delle vasche refrigeranti e la mattina seguente si esegue la lavorazione, si fa il formaggio, la successiva ricotta questo è diciamo grosso modo quello che avviene. Paola, ma quante pecore riesci a mungere in un giorno? Tantissime, in una caricata, in un'entrata ce ne sono 12 e io ne posso mungere 5-4.
Non è faticoso? No, no, anzi è abbastanza rilassante. Un lavoro che fai con tutta la tua famiglia? Con tutta la mia famiglia e anche con molta passione. Diciamo il lavoro di mungere le pecore, ognuno quando sente mungo le pecore, un lavoro faticoso, invece quando in questo modo diventa piacevole, e voglio invitare a tutti i giovani che diciamo di avvicinarsi in campagna a fare l'allevatore, perché l'allevatore diciamo tra virgolette è un'arte. Lo state vedendo come ho fatto vedere qua Bella Sicilia, tutti i passaggi. Oggi non è faticoso mungere le pecore, non è faticoso fare il pastore, ci vuole un pochettino di passione. Fai vedere come Alessia ora manda via le pecore. Da qui vengono liberate. Ed ora? Da qui vengono liberate e adesso si inizia la seconda caricata di pecore. Loro da lì vanno e raggiungono il pascolo. Tornano nel pascolo. Sì, torna al pascolo. Da qui chiudiamo in modo tale che entrino le altre, mettiamo il mandrino e liberiamo e si prosegue con il resto del gregge. Io volevo dire che fare l'allevatore ci vuole soprattutto il rispetto per i propri animali, perché sono loro quelli che ci portano diciamo un pezzo di pane. Se rispetti loro, io sono del parere che loro rispettano te, ti rispettano sulla produzione. Vedete, noi abbiamo creato sto comfort, loro arrivano tranquille, indisturbate, si mangiano il proprio mangime, sono rilassate, e così è pure per le vacche. Questo è il benessere animale, proprio il benessere dell'animale, proprio vero e proprio. Facciamo tanti complimenti per aver creato una famiglia così unita. Grazie a voi di Bella Sicilia che ogni tanto ci fate conoscere in giro per il mondo, diciamo per il mondo. Grazie.